Oggi scuole aperte fino alla prima media anche in zona rossa, commercianti sul piede di guerra. Musumeci convoca vertice della sanità, le farmacie si organizzano per le vaccinazioni. Palma di Montechiaro prosegue il lockdown, si aggiungono in provincia Raclea ed Alessandria, anche il capoluogo è in zona rossa, ma per 8 giorni. Tentata rapina in tabaccheria a Licata, malviventi entrano a casa di un magistrato a Santa Elisabetta, marito minaccia di morte moglie e si scaglia contro i carabinieri. Cantiere senza autorizzazione a Porto Empedocle, denunciati 4 uomini, 2 percepivano il reddito di cittadinanza. Chiusa da domenica via Atenea al transito veicolare, al via il cantiere all'ex ospedale sarà sede dell'Università di Agrigento, l'importo dei lavori è di 6 milioni di euro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Da oggi scuole aperte fino alla prima media a prescindere dal colore. Adesso gli istituti potranno chiudere solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai. Il nostro direttore Arturo Cantella tra i banchi di scuola. Vediamo. Riaprono da oggi le scuole dopo la pausa pasquale, sempre con il massimo rispetto delle norme anti-Covid, distanziamento, mascherine, sanificazione, tutto in ottica anticontagio. Nella nostra isola, per via del colore arancione, nessuna limitazione. In Sicilia si parla di circa 615.000 alunni che ritornano a frequentare e intanto i docenti nel frattempo hanno effettuato le relative vaccinazioni. Abbiamo ripreso dopo la pausa pasquale, regolarmente tutte le classi sono in presenza, come del resto essendo in zona arancione non ci sono problemi di alcun genere. Noi purtroppo abbiamo avuto un nostro docente che è risultato positivo e mi sono messo subito in contatto con l'ASPI e tant'è che il giorno 9 i ragazzi e i docenti della classe faranno il tampone molecolare per verificare la condizione. Poi tutti gli altri ragazzi sono tutti in presenza, abbiamo iniziato veramente con spirito sempre più positivo per concludere questo anno scolastico che è stato di per sé difficile, ma ce lo stiamo portando in porto nel miglior modo possibile. Le classi oggi sono entrate, quali sono? No, tutte le classi, dalla scuola all'infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria primo grado, svolgono le lezioni in presenza regolarmente senza alcun problema, assolutamente. Quindi non solo le prime elementari, anche i ragazzi della scuola media? Sì, assolutamente, siamo tutti in presenza, del resto il DPCM prevedeva solo nelle zone rosse, allora in quel caso sì che bisognava in presenza, erano i ragazzini fino alla prima media diciamo, poi in mente seconda e terza dovevano rimanere a casa, ma qui ad Agrigento siamo in zona arancione, noi abbiamo ripreso regolarmente senza alcun problema. Durante il periodo delle vacanze ci sono stati dei lavori da parte dell'amministrazione comunale, alla quale va il mio ringraziamento sia per quanto riguarda la sanificazione, la pulizia straordinaria che noi abbiamo effettuato con il nostro personale, quindi quotidianamente sanifichiamo i locali alla fine della giornata con i nostri collaboratori scolastici, grazie alla strumentazione che abbiamo comprato in tutti i 9 plessi. C'è alla fine della giornata questo lavoro che i bidelli veramente con passione e dedizione fanno per cercare di rendere l'ambiente sempre più pulito possibile e evitare eventuali contagi. Ecco, si fate didattica a distanza? In didattica a distanza c'è, se ripeto, questa sola classe che dovendo fare il tampone venerdì abbiamo così, per non far perdere giornate di lezione ai nostri alunni, abbiamo applicato la didattica digitale integrata ma per pochissimi giorni. La vaccinazione ai docenti a che punto è? Io so che prosegue molto bene, diversi miei docenti ormai sono stati vaccinati, quindi si è sempre in attesa, ci sono le liste di attesa, quindi speriamo che nel più breve tempo possibile tutti quanti possiamo essere vaccinati. Ecco, per il resto ho visto che entrando ci sono dei protocolli abbastanza rigidi nel controllare la temperatura, disinfettare le mani, insomma è un attento lavoro anche in questo senso, Presidente? Sì, sicuramente, sin dall'inizio noi
quindi abbiamo contingentato gli ingressi a scuola tramite anche accordi telefonici che le famiglie, l'utenza, tutto può ovviare, e chiaramente la sanificazione delle mani, l'igienizzazione, la pulizia, tutto quanto viene messo in maniera molto attenta, viene praticato in maniera molto scrupolosa, proprio perché vogliamo essere precisi e puntuali in tutto, quindi anche il registro delle presenze, in questo ci atteniamo rigorosamente ai protocolli messi in atto. Ricordiamo che voi avete complessivamente 8 plessi e che lei, diciamo, quotidianamente fa una visita a questi plessi per controllare, insomma, per vedere se vengono osservate le varie norme di legge. Sì, vabbè, un dovere dirigente, correggo, quest'anno i plessi sono aumentati di altri 2, quindi siamo arrivati a 9 plessi, più un altro plesso, il 10° che è allocato nell'oratorio al villaggio Peruso, quindi c'è una scuola molto ampia. Chiaramente la vicinanza del dirigente credo che sia fondamentale, sia per far sentire appunto questo rapporto unitario con tutto il personale, sia anche per verificare che le condizioni logistiche siano ottimali sempre e quotidianamente. E mentre le scuole riaprono anche in zona rossa, non è andata così per i commercianti ormai esasperati. Eugenio Cairone. Andrà tutto bene, lo abbiamo letto ovunque, lo abbiamo visto scritto ai balconi con tanto di arcobaleno, sono state dedicate canzoni per dire e ripetere che andrà tutto bene. Ma era semplicemente un auspicio, un augurio dettato dalla stanchezza e dalla paura, era l'attesa della gente, un'altra attesa purtroppo tradita dalle circostanze e tradita soprattutto dalle decisioni che sanno di ridicolo e che scatenano la legittima reazione di chi proprio non ce la fa più. Parliamo dei commercianti scesi in piazza a Roma con rabbia, anche se gli infiltrati hanno guastato una protesta più che legittima e sacrosanta, perché è assurdo aprire le scuole in zona rossa come a Palermo e tenere i ristoranti chiusi. Non è certo un provvedimento che si può accettare a cuor leggero. Dal nuovo governo ci si aspettava una svolta che non è arrivata e anche sul piano vaccinale si dimostrano delle gravi carenze con gli italiani costretti a convivere ancora con la paura e lo stress. Quando serviva il pugno duro per fronteggiare l'emergenza e far rispettare le ordinanze agli imbecilli, in ogni parte d'Italia si è dimostrata l'assoluta incapacità di intervenire con rigore. Così si è andati avanti facendo pagare il conto principalmente ad una sola categoria, quella dei ristoratori, costretti al collasso. Anche i commercianti di Palermo sono sul piede di guerra, lo potrebbero essere anche quelli di Agrigento. A questo punto si dovrebbe spiegare meglio il perché un ristorante a Roma, come a Palermo o Agrigento, non possa aprire nel pieno rispetto delle regole, mentre un'aula scolastica può rimanere aperta. Andrà tutto bene? Per niente, perché va malissimo e anche con l'avvento di Draghi è come tornare indietro piuttosto che andare verso l'uscita del tunnel. Musumeci riunisce ieri pomeriggio al Pala Regione di Catania tutti i direttori generali della sanità siciliana, un vertice voluto dal governatore per fare il punto sull'andamento dei contagi e sul potenziamento dei punti vaccinali nelle 9 province dell'isola. C'è il servizio. Un vertice nel pomeriggio di ieri, 6 aprile 2021, al Pala Regione di Catania, con tutti i direttori generali della sanità siciliana, quello voluto dal presidente della regione Nello Musumeci, per fare il punto sull'andamento dei contagi e sul potenziamento dei punti vaccinali nelle 9 province dell'isola. Quanto alla campagna di vaccinazione, altro tema del vertice, si è stabilito di creare una ventina di punti di somministrazione in tutta la regione per raggiungere le 50.000 dosi, secondo il programma predisposto dal commissario generale Figliuolo. Le postazioni saranno
allestite dalla Protezione Civile regionale già dalla prossima settimana. Ad apertura dei lavori, Musumeci ha espresso l'auspicio che presto la magistratura possa fare piena luce sulle vicende contestate all'avvocato Ruggero Orazza ed ai dipendenti coinvolti. Chiedo a tutti, ha detto il presidente Musumeci, uno sforzo particolare in questo momento. La Sicilia è stata in quest'anno di pandemia all'altezza del compito e questo lavoro enorme e faticoso non può essere vanificato. Sempre allerta dunque, accanto alla gente che ha ancora bisogno della nostra sanità, rivelatasi fra le migliori in Italia. Il primo pensiero è comunque rivolto al suo pupillo, l'ormai ex assessore alla salute Ruggero Orazza, costretto alle dimissioni dall'inchiesta di Trapani sui presunti dati alterati della pandemia in Sicilia. Ai manager della Sanità riuniti a Catania, il presidente, ormai assessore commissario per l'emergenza Nello Musumeci, fa capire di voler tenere a lungo per sé l'interim della sanità, con l'auspicio che presto la magistratura possa fare piena luce sulle vicende contestate all'avvocato Orazza, ma su questo bisogna attendere tempi del trasferimento del fascicolo della procura di Trapani, incompetente territorialmente, a quella di Palermo, e poi ci sono i tempi delle indagini che possono durare fino a 6 mesi e la fissazione dell'udienza preliminare. Difficile che Musumeci possa dribblare così a lungo le sortite degli alleati che già sotto banco fremono per riempire la casella lasciata vuota. È probabile che il governatore però possa riempirla con un fedelissimo del gruppo, diventerà bellissimo, con un tecnico in attesa di capire se ci sono o no le condizioni per il ritorno di Razza. Ma al vertice al Palaregione di Catania il presidente ha discusso di altro con i 17 direttori generali, innanzitutto del caso Palermo, diventata zona rossa. Nel corso dell'incontro il governatore ha voluto una relazione dettagliata anche dei posti letto Covid-19. I farmacisti potranno somministrare il vaccino anti-Covid a seguito dei corsi di abilitazione organizzati dall'Istituto Superiore della Sanità, ma saranno esclusi dalla vaccinazione soggetti ad estrema vulnerabilità o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche. Arturo Cantella. Anche le farmacie potranno effettuare le vaccinazioni. L'accordo, firmato nazionalmente lo scorso 29 marzo da parte delle associazioni di categoria tra le regioni, il governo, Federfarma e Asofar, prevede la somministrazione dei vaccini anti-Covid anche nelle farmacie da parte del farmacista senza la supervisione del medico, come stabilito nel decreto sostegni. I vaccini potranno essere inoculati nelle farmacie in appositi spazi distinti rispetto a quello riservato all'utenza per il banco o potranno essere allestiti in delle strutture tipo box all'aperto fuori dalla stessa, con lo scopo di accelerare la campagna vaccinale sfruttando la rete capillare delle farmacie nel nostro territorio. Ci troviamo in una delle farmacie più note di Agrigento, si parla tanto delle vaccinazioni anche da effettuare qui in farmacia. Un suo punto di vista? I farmacisti di Agrigento, molti di questi farmacisti si stanno organizzando per poter vaccinare nelle nostre farmacie. Il corso ECM che i farmacisti stanno facendo va a concludersi il 13 aprile, quindi da quella data in poi, con tutte le autorizzazioni necessarie, le farmacie daranno il contributo necessario per poter accelerare la vaccinazione pure nelle nostre zone. Perché attualmente la Sicilia non è partita, sappiamo che è partito solo in Liguria, ma un suo parere sulla vicenda, come vi organizzerete, non lo so, come strutturerete il servizio, su questo ci avete pensato? Sì, abbiamo partecipato al corso per poter vaccinare in farmacia. Anche per noi sarà una novità, quindi non abbiamo la certezza assoluta di come gestire la situazione. Per chi ha spazio naturalmente è più facile organizzarsi, quindi alcune farmacie soffriranno il discorso dell'organizzazione degli spazi nella farmacia, però auguriamoci che il contributo possa essere efficace. Ecco, ci sono delle pillole, delle medicine che magari la gente viene per aumentare la lotta al Covid, qualche consiglio, qualcosa, insomma? Molta gente si sta attrezzando, anche consigliati dai medici,
si è scoperto, ormai è sicuro, che il dosaggio di vitamina D è necessario per acquisire delle difese immunitarie all'altezza della situazione. Quindi io personalmente sto prendendo 5 gocce di vitamina D ogni mattina, con l'assunzione anche di vitamina C e dello zinco se possibile. Questo non ci lascerà la certezza che usciremo immuni da un eventuale contagio, però le nostre difese immunitarie sicuramente miglioreranno. Il presidente della regione ha prorogato le misure per la zona rossa a Palma di Montechiaro e sempre nell'Agrigentino vanno in zona rossa altri 2 comuni, Eraclea e Alessandria della Rocca, fino al 22 aprile. È il lockdown, ma per 8 giorni anche il capoluogo di regione, Palermo. Vediamo. Palermo è zona rossa, ma dopo il pasticcio sui dati adesso non si fida più nessuno. Sono sul piede di guerra commercianti, ristoratori e genitori di alunni delle scuole dopo il ritorno della massima limitazione, che significa chiusure prolungate per tanti esercizi commerciali finora aperti su tutti i centri estetici e negozi di beni non essenziali. È il ritorno della didattica a distanza per le classi della seconda media in poi. È durissima la posizione di Confcommercio, non accettiamo provvedimenti restrittivi sulla base di un sistema di conteggio dei dati a dir poco inadeguato ed artigianale, ha tuonato il presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio. Non si fida più nemmeno Confesercenti, che da oggi raccoglie delle firme e propone alle istituzioni un decalogo di proposte per la ripartenza, dato che le misure adottate finora non hanno funzionato. Tra i più duri ci sono i commercianti, le categorie costrette a chiudere, come i centri benessere, che rimandano appuntamenti, mentre noi cancelliamo le liste di clienti, si moltiplica il lavoro in nero con parrucchieri ed estetiste pronti ad andare a domicilio e noi intanto paghiamo affitti e costi fissi, dice la titolare di un esercizio di via Sciuti. Sono rossi di rabbia commercianti che hanno già polverizzato dopo Natale la stagione dei saldi. Non sembra che siano superati i parametri oggettivi stabiliti dal Ministero che farebbero scattare la zona rossa. Abbiamo vitale bisogno di lavorare, dice ancora Patrizia Di Dio, a chi è costretto a chiudere la propria attività senza avere sostegni adeguati, ma solo piccole elemosine, rimane solo il lavoro per restare in vita. Sono saltati i nervi a chi deve chiudere, di nuovo bottega, è evidente, dicono presidente e direttore di Confesercenti Palermo Francesca Costa e Michele Sorbera, che il sistema messo in campo per ridurre i contagi non funziona. Nonostante le chiusure ripetute, i contagi restano alti. Proponiamo un patto di riapertura in sicurezza per terziario, commercio e turismo, ormai allo stremo. Sono in agitazione anche i ristoratori, tra chi, come FIPE e Confcommercio, chiede garanzie per la riapertura in zona gialla il 3 maggio e chi minaccia di aprire per protesta come Mio Italia Sicilia. E infine ci sono i genitori degli alunni delle scuole che avevano riassaporato la normalità delle lezioni in presenza e che adesso, dalla seconda media in su, torneranno alla DAD. Ma vediamo adesso le dure prese di posizione del versante politico. Da quanto tempo Palermo doveva essere in zona rossa? Probabilmente almeno da metà marzo. Il provvedimento più restrittivo per contrastare i contagi al galoppo però non arrivò e si optò per una zona arancione che ha lasciato ugualmente pesanti ferite sulla pelle dei commercianti che ora si trovano a dover fronteggiare un lockdown generalizzato che rischia di dargli la mazzata definitiva. Lo affermano il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars Giovanni Di Caro e componenti della Commissione Salute di Palazzo De Normanni Francesco Cappello, Antonio De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio Pasqua. Se si fosse deciso allora per la zona rossa, concludono, probabilmente si sarebbe ora di fronte a ben altri numeri con prospettive migliori davanti e invece si torna al punto di partenza, con la differenza però che le imprese sono ormai alla canna del gas. Palermo e zona rossa, serve una immediata risposta sul versante sanitario ed economico. Il presidente Musumeci, che attualmente è anche assessore ad interim alla salute e commissario Covid in Sicilia, ha il dovere di intervenire innanzitutto su 2 fronti: potenziamento della campagna di vaccinazione, che invece di crescere nei numeri continua a calare in modo preoccupante, sostegno economico alle attività costrette ad abbassare la saracinesca nel capoluogo così come negli altri comuni dell'isola dichiarati zona rossa. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all'Ars. Nei giorni scorsi, aggiunge Lupo, a margine dell'approvazione della finanziaria il governo regionale ha annunciato l'impegno
Di 250 milioni di euro destinati ai ristori, la Sicilia non può permettersi di ripetere il flop dello scorso anno, quando molti degli aiuti economici per imprese e famiglie previsti da quella che allora venne definita una finanziaria d'emergenza rimasero solo sulla carta e non vennero mai attuati dal governo regionale. Musumeci agisca senza perdere un minuto di tempo, conclude Lupo, per far arrivare 250 milioni annunciati ai tanti commercianti ed imprenditori che non sanno più come andare avanti. E adesso ascoltiamo il primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando. Dopo settimane e settimane di dati contraddittori, incerti o di assenza di dati comunicati all'amministrazione comunale, il capo del Dipartimento Prevenzione della Regione e il commissario regionale anti-Covid per la provincia di Palermo hanno comunicato un aumento preoccupante e costante di nuovi contagi nella città, che si unisce ad una strutture ospedaliere al collasso e all'allarme lanciato dai pediatri e dai medici di famiglia. Adesso aspetta un periodo duro per la nostra città, ma io chiedo un incontro urgentissimo dal governo nazionale e dal governo regionale per garantire il diritto alla salute nella nostra città, così come nell'intera Sicilia, ed affrontare anche il tema dei ristori alle famiglie e alle imprese economiche. Ancora, peggio andare di notte perché non può uscire nessuno, turismo non abbiamo, non possiamo più vivere, siamo proprio alle strette, non c'è nessuno per strada, c'è un coprifuoco. Zero corsi. Non so se è la medicina per far abbassare i contagi, però tutto questo è molto difficile e molto triste, direi. Una città in ginocchio e non penso sia solo questa la soluzione. La soluzione è metterci per strada e iniziare a vaccinare. Punto. A Vittoria, in provincia di Ragusa, 2 uomini sono stati accoltellati ieri sera mentre gettavano la spazzatura in via Evangelista. Il presunto autore del gesto è stato fermato, li aggrediti colpendoli senza apparente motivo. I 2 uomini sono stati trasportati entrambi in ospedale al Guazzardi. Il più giovane, di 47 anni, è stato operato avendo riportato ferite alla parete addominale ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, solo qualche punto di sutura invece per l'altro uomo aggredito, che è stato dimesso. Venite, vi prego, mi vuole buttare fuori da casa con mio figlio, aiutatemi. Sono state queste le parole che hanno fatto scattare ieri sera un codice rosso quando una telefonata da Santa Elisabetta nell'Agrigentino è giunta al 112. Dall'altra parte del telefono una donna terrorizzata stava rompendo il muro del silenzio, bisbigliando all'operatore della centrale della compagnia dei carabinieri di Canicattì le minacce partite ad opera del convivente violento fermamente intenzionato a lasciarla in strada insieme al figlio piccolo. Accorsi sul posto, i carabinieri hanno trovato il pregiudicato di 48 anni che continuava a inveire contro la convivente, minacciandola apertamente di morte. L'uomo, in preda a crescente agitazione, si è perfino scagliato contro i militari, tanto che per contenerlo è stato necessario ricorrere all'ausilio della pattuglia giunta da Sant'Angelo Muxaro. Arrestato perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Agrigento. Sia i carabinieri feriti sia la donna, che in passato aveva denunciato le violenze, sono dovuti andare in ospedale per farsi curare. Inchiesta di Trapani sulle ONG e sul flusso di migranti provenienti dalla Libia. Giornalisti intercettati per mesi. C'è il servizio. L'idea per cui i giornalisti non possono essere intercettati, qualcuno appunto ha messo in giro la voce, voi vi state agendo da corporazione che prova a difendersi, quando è successo ad altri non lo avete fatto. In realtà non credo che nessuno di noi stia affermando una immunità a prescindere per i giornalisti che non devono in nessun modo essere intercettati. Può capitare, come è capitato ad alcuni di noi in questa inchiesta, di finire incidentalmente magari
in alcune telefonate. Il problema di questo caso e la particolarità di questo caso è che, provando a studiare quelle poche carte che sono disponibili fino ad ora, si capisce come vi sia stata una sorta di escalation. A me ha colpito moltissimo perché ho provato a scorrere una sorta di cronologia di questi ascolti che crescono di settimana in settimana, arrivano fino alla fine di giugno, inizio di luglio del 2017, segnalando come importante o molto importante alcuni passaggi di alcune intercettazioni indirette, e poi si arriva al 3 di luglio, se non sbaglio, con l'operazione molto pesante che viene svolta su Nensi Porsia, dove a quel punto si fa un'operazione diretta, mirata, specifica, tra l'altro con un impegno tecnologico che non mi pare secondario. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che noi abbiamo bisogno di comprendere qual è stata la complessa e la complessiva modalità con cui si sono mossi gli investigatori, perché hanno agito in questo modo, per cui la cosa che anche va segnalata, questo lo diranno meglio probabilmente sia Nensi ma anche Sergio e gli altri colleghi, è che di ogni telefonata in particolare viene annotato come molto importante la modalità con cui i giornalisti scambiano informazioni e ricevono informazioni dalle proprie fonti, anche modalità tecnologiche se volete. Non sempre, devo dire, anche qualche volta in maniera anche un po' grottesco, per cui in una telefonata tra me e Don Mosè Zerai, che tra l'altro era a quel tempo indagato e considerato il collegamento in qualche modo tra trafficanti e organizzazioni umanitarie, diventa interessante il fatto che io gli chieda di dia delle istruzioni su come farmi avere dei file. Siccome lui peraltro viveva e vive tra l'Italia e la Svizzera, io gli dico: vengo in Svizzera a prendere i documenti. Questa cosa deve essere sembrata particolarmente sensibile, ma non lo è, anche perché io abito vicino al confine svizzero in realtà. Ora, fuori di battuta, il problema è che in questo caso io quello che ho percepito è stato, e percepisco ancora in queste ore, la preoccupazione di altre fonti che noi abbiamo per altre inchieste, le quali ci stanno domandando, è capitato a me, sarà capitato credo anche agli altri colleghi: Nello, ma ci sono anch'io in queste carte? Cioè il timore di essere stati scoperti. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente in futuro una serie di fonti, se volete anche spontanee, perché molte volte a noi è capitato di essere stati contattati da persone anche semplici che avevano qualcosa da segnalare, da dire, oppure da figure istituzionali che volevano passarci del materiale importante, sensibile, diciamo anche scomodo. Ecco, queste figure si stanno preoccupando e soprattutto in futuro avremo altri testimoni disposti a rischiare di farsi intercettare per segnalare una notizia a un giornalista, a una giornalista. Due banditi armati di pistola sono entrati in azione in via Gela a Licata nel tentativo di mettere a segno una rapina ai danni di una tabaccheria. Una volta dentro hanno minacciato il proprietario puntandogli l'arma addosso, ma non hanno fatto i conti con la reazione dell'uomo. Quest'ultimo, nonostante la situazione difficile, ha inveito contro i due malviventi mettendoli in fuga. Entrambi avevano il volto travisato da mascherina, una Covid e l'altra da carnevale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei due criminali. Qualcuno è riuscito a intrufolarsi all'interno del giardino della casa a mare di un magistrato che è sottoposto a misure di protezione di primo livello ed ha rubato due paralumi in ceramica collocati su altrettante piantane situate appunto nel giardino della residenza. Il furto è avvenuto tra il 22 marzo e sabato scorso, giorno in cui è stata fatta la scoperta e dunque la denuncia a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri. I militari dell'Arma, compreso un reparto specializzato, hanno effettuato un sopralluogo mirato e dopo aver informato la procura di Sciacca hanno avviato le indagini. Il danno è stato quantificato in 70 euro. Allarmante è invece il fatto che qualcuno sia riuscito ad intrufolarsi in quella casa. Nel recinto dei maiali una piantagione di marijuana, pistole e un fucile, 7 arresti a Borgonuovo. Vediamo.
custodivano un arsenale nella casa di campagna in cui vivevano nel quartiere Borgo Nuovo. Marito, moglie e 2 figli insieme ad altre 3 persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo per porto abusivo di armi da fuoco, ricettazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Palermo su richiesta del procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dei sostituti Alfredo Gagliardi e Luisa Campanile. Oltre alle armi, un fucile semi-automatico Beretta e 4 pistole. I carabinieri hanno scoperto nella porcilaia della casa una piantagione di marijuana coltivata grazie a speciali lampade collegate abusivamente alla rete elettrica. L'indagine è iniziata nel giugno del 2020, in piena pandemia, con l'arresto in flagranza di un bandito a cui erano state cedute alcune delle armi custodite nel casolare di campagna. Gli accertamenti sull'arma dell'arrestato hanno consentito di accertarne la provenienza. Sono così state arrestate in flagranza 6 persone e recuperate 5 armi di diversa foggia e calibro. Fra queste, una pistola clandestina e un oggetto di furto, tutte pienamente efficienti e pronte all'uso, oltre ad un cospicuo numero di munizioni. È stato peraltro compreso come il gruppo criminale indagato traeva sostentamento anche dal traffico di sostanze stupefacenti, come testimoniato proprio dal sequestro di un'intera piantagione di marijuana. Nel corso di uno degli interventi presso l'abitazione è stato anche trovato, con il concorso dei carabinieri forestali, un macello abusivo dove venivano legalmente abbattuti e lavorati numerosi suini, con il successivo sequestro di più di 1 quintale di carne posta all'interno di una cella frigorifera già destinata al consumo umano. L'operazione è un segnale di attenzione verso un quartiere tornato purtroppo alla ribalta delle cronache in seguito all'incendio doloso all'asilo Peter Pan di inizio gennaio, ed una risposta forte che mette in evidenza l'impegno da sempre profuso dell'Arma in una realtà difficile che mostra quotidianamente il bisogno di riscattarsi. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento, insieme ai tecnici dell'ufficio tecnico, hanno denunciato un uomo di 31 anni del luogo perché stava realizzando dei lavori in un cantiere senza autorizzazione. All'interno dell'immobile, che sarebbe dovuto diventare una carrozzeria, stavano lavorando in nero 3 operai di 40, 23 e 45 anni di Porto Empedocle, 2 dei quali percepivano anche il reddito di cittadinanza. I militari hanno denunciato i 4 empedoclini per esecuzione di opere in mancanza di concessione edilizia e hanno proceduto a sottoporre a sequestro preventivo tutta l'area interessata dal cantiere per una superficie di circa 150 metri quadrati. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Chiude al transito a partire dalle ore 7 di domenica prossima, 11 aprile, fino a cessato bisogno, via Atenea ad Agrigento. Interdetto il transito a tutti i veicoli perché prenderanno il via, secondo quanto annunciato il sindaco Franco Miccichè, i lavori di demolizione di 6 pensiline presenti lungo il prospetto dell'ex ospedale. Esattamente un mese fa, infatti, dopo anni d'attesa, sono stati consegnati i lavori di restauro e riqualificazione dell'ex ospedale. L'importo complessivo delle opere è di 6 milioni e 100.000 euro, di cui 2 milioni e 600.000 finanziati dall'Università di Palermo. Entro la fine di settembre 2022, questo è l'obiettivo, lo storico edificio sarà sede del polo universitario della città dei Templi. Bando Unimessina Fondazione Fiumara d'Arte per selezionare 13 opere d'arte contemporanea, arrivati 230 progetti per il Belvedere dell'Anima. Al via la selezione, c'è il servizio. Nei prossimi giorni sarà istituita la commissione di gara di cui faranno parte docenti dell'Ateneo e vertici della Fondazione Fiumara d'Arte per esaminare tutti i lavori presentati. Sono 230 le risposte progettuali al bando di concorso per 13 opere d'arte contemporanea, design urbano, ambientale e della luce, i Belvedere dell'Anima. I progetti premiati rigenereranno il Museo a cielo aperto d'arte contemporanea Fiumara d'Arte, voluto dall'artista e mecenate Antonio Presti. Il bando, nell'ambito del progetto FISR,
la rifunzionalizzazione del contemporaneo dell'Università degli Studi di Messina, il cui importo complessivo è superiore ai 500.000 euro. Sono previste 2 sottosezioni, una aperta ad artisti, architetti e designer nati dopo il 31 dicembre 1979, l'altra per maestri artisti, architetti e designer già affermati. Il riscontro ottenuto è di grande importanza, confermando come in questo particolare periodo è necessario investire sull'arte e sulla cultura. L'Università degli Studi di Messina, afferma il rettore professor Salvatore Cuzzocrea, ha fortemente difeso questo progetto anche di fronte alle diverse difficoltà incontrate in questi ultimi anni, ottenendo dal Ministero le proroghe e le rimodulazioni necessarie per completarlo. Sono molto felice di intraprendere questo cammino di creatività con l'Università di Messina, dice l'artista e mecenate Antonio Presti. In un momento storico di depressione culturale, la nascita di queste nuove opere contribuiranno a una nuova manifestazione della bellezza, una grande occasione di creatività e di rigenerazione, proiettando lo sguardo sempre al futuro. Di fatto le 13 opere premiate saranno realizzate in spazi pubblici e luoghi condivisi e inizialmente collocate nelle aree circostanti e prossime alle sculture monumentali di Fiumara d'Arte. Il progetto è ispirato alla realizzazione di veri e propri belvedere dell'anima, installazioni temporanee che in continuità spirituale e fisica con le opere già esistenti, che successivamente potranno essere installate in altri luoghi sempre del territorio siciliano. È calato il sipario sul concorso annuale dedicato ai fotografi di matrimoni MyWed Award 2020. Si tratta di un concorso dove qualsiasi fotografo di matrimoni professionista che abbia 18 anni od oltre può partecipare seguendo alcune regole che sono imposte dall'organizzazione. Nella speciale categoria dedicata ai preparativi, a salire sul podio più alto il fotografo stefanese Alberto Cosenza. La scelta dei matrimoni, diciamo che inizialmente, in maniera molto sincera, ti posso dire che è stata dettata anche dal nostro territorio, perché comunque a livello fotografico probabilmente è il ramo dove si lavora di più. Successivamente però, cambiando il nostro modo di vedere il matrimonio, abbiamo capito quanto possa essere bello per noi poter raccontare e focalizzarci sulle emozioni. È quello che, tra virgolette, che puntiamo noi nel nostro modo di vedere il matrimonio, nel nostro modo di raccontarlo. Quindi questo ci ha dato comunque la possibilità di crescere non solo a livello professionale, ma sicuramente a livello emotivo, sicuramente. Fra l'altro, lavorare insieme alla mia partner fa sì sicuramente che l'aspetto emotivo sia ancora più forte, perché comunque sappiamo l'un l'altro di avere accanto una persona che in totale fiducia, e questo ci permette comunque di poter portare a casa dei lavori che rispecchiano esattamente quello che siamo noi stessi. Probabilmente il fatto di essere relativamente giovani ci ha aiutato nella nostra attività, perché comunque abbiamo la voglia di continuare a sperimentare ancora adesso, la voglia comunque sempre di cambiare, e il partecipare a concorsi fotografici come è stato questo, come sono stati tanti altri, per noi è comunque sempre un forte stimolo nel confronto con tanti colleghi, in questo caso con colleghi internazionali. È uno stimolo comunque a continuare a crescere, a confrontarsi con altre culture e altri mondi che riguardano la fotografia. È stata una grandissima soddisfazione, comunque una grande emozione il fatto di avere avuto un ruolo fondamentale, comunque di rilievo in questo concorso, perché comunque a partecipare sono state veramente tante altre persone, tante altre fotografie, ed è bello essere protagonisti in mezzo a così tanti colleghi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.